Bentrovati a Veneto in Transizione. In questa puntata torniamo a parlare della Grande Guerra, racconteremo degli itinerari sui luoghi appunto della Prima Guerra Mondiale e degli aneddoti poco conosciuti. Lo faremo in compagnia dei nostri ospiti: Enzo Raffaelli, storico e autore di numerosi libri, tra cui Quei fanti bianco-azzurri, ci porterà sui campi di battaglia con il 55° Reggimento, che ha una storia davvero avvincente. Roberto Tessari invece, per presentarlo mi rifaccio alla descrizione di Paolo Rumiz. Tessari prepara oca per cena, è la sua specialità. Oca in onto si dice da queste parti. È 30 anni che fa il contadino senza usare veleni sul colle di Mondragon, ma la sua passione è la Grande Guerra. Non le ha dedicato solo libri fondamentali, la sa anche narrare come pochi, a voce calma, e quando ha i nipotini sulle ginocchia è il nonno delle fiabe che tutti vorrebbero. Benvenuto Roberto, benvenuto Enzo. Roberto, iniziamo con te. Quindi sei un appassionato di Grande Guerra, ma hai anche questo allevamento e il primo agriturismo aperto, fra i primi. Com'è nata la passione per la Grande Guerra? Fin da bambino. La prima visita a 12 anni sul Pasubio, dove si trovavano ancora le ossa dei caduti, e alle curve dei sentieri c'era la scritta o una croce dove depositare le ossa, che poi il cappellano le avrebbe raccolte. E soprattutto anche dai racconti dei miei genitori. Mio papà del Novecento, fatto in tempo a vivere gli ultimi mesi della Prima Guerra Mondiale, e poi mia madre, sfollata dalla destra Piave a Forlì, mi raccontava che sua madre e suo padre aveva 3 fratelli al fronte, e guardava verso sera a nord e vedeva i fumi salire dall'altipiano, dal Grappa. Mi parlava di Novegno, di Grappa, di Montemaio. E quindi questo ti ha suscitato una passione per la tematica. Poi Roberto è autore di diversi libri, di diverse pubblicazioni, tra cui Agriturismo in prima linea, dal Grappa al mare, ospitalità e itinerari sui luoghi della Grande Guerra. Tra gli itinerari che racconti nei tuoi libri, qual è il tuo preferito? Beh, ecco, sul Montello c'è l'itinerario che del piano territoriale turistico della provincia di Treviso è stato chiamato la battaglia del solstizio. Diciamo, è un itinerario molto bello, perché praticamente segue da Nervesa la strada panoramica fin verso Ciano del Montello, quindi si è in continuo dialogo con il Piave, e permette lungo il tragitto, oppure con delle soste, per esempio a Santa Croce, e poi andando verso proprio il costone del Piave, ritrovare posti, fra l'altro di recente anche recuperati dall'associazione La Battaglia del Solstizio. Quindi bunker, postazioni per lanciagranate e quant'altro. E poi c'è un sacco di cippi che guardandoli e studiando rievocano emozioni e storie di eroismi ormai passati alla leggenda. E tu Roberto, tra l'altro, hai avuto una bellissima collaborazione con il poeta Andrea Zanzotto, uno dei poeti più significativi del Novecento, e sei tornato appunto sul Montello, sui luoghi della memoria, e hai avuto dei dialoghi con il poeta che riporti poi in un tuo libro. Sì, nel terzo volume della Guida del Montello, l'inizio, il primo volume inizia parlando di Andrea Zanzotto e di Galateo in Bosco, che riecheggia il Galateo di Monsignor della Casa, proprio scritto negli stessi posti, e termino i 3 volumenti con la storia e il suggerimento di diversi itinerari tematici. Termino con Ritorno sul Montello con lui, in cui rivisito un'esperienza fatta nel 2008, una serie di pomeriggi in cui abbiamo fatto dei video, i luoghi topici, emblematici della storia del Montello e legati alle poesie di Galateo in Bosco,
in preparazione di una serata alla presenza del Presidente della Repubblica. E questa sera abbiamo il piacere di mostrarvi in anteprima i video inediti del poeta Zanzotto. Vediamo il primo video. Anche questa breve poesia porta il titolo Che sotto l'alta guida. È uno dei momenti in cui l'alta guida prende un'aria meno orribile. O boschi non defoliati delle guerre di tanti anni fa, quando il ciliegio ai disperati urli e dal sangue opponeva un salto di qualità. Nell'ora che più intenta il suo banco squartava la battaglia, quando come a pidocchi si sentenziavano destini, neutrali a sé stavano le bestie piante della boscaglia. Com'è stato per il poeta Zanzotto tornare nei luoghi che hanno ispirato appunto le sue poesie, ma che chiaramente con il tempo sono cambiati notevolmente? È stata un'emozione fortissima, tant'è vero che il suo medico di fiducia, anche mio amico ancora dai tempi dell'università, mi ha detto: Roberto, non dagli ancora, si era nel 2008, morirà poi nel 2010 Andrea, non dagli più di queste altre emozioni. Io volevo nella primavera successiva fare delle altre uscite per riprendere invece non più il discorso della guerra ma dell'ambiente, sì, dei legami, delle iffe, dei funghi e quant'altro, e ho dovuto interrompere. E proprio nell'intervista, ecco, quando io gli ho detto: Andrea, mi pare che quei pomeriggi che abbiamo fatto a settembre 2008 siano stati molto duri per te. E lui dice: è terribile rivivere quello che avevo scritto nelle poesie, che a loro volta grondavano di partecipazione, e rivivevo il dramma dei crimini e non saprei dire esattamente quello che provavo, ecco. Certo. Anche perché Andrea ha questa capacità, e io l'ho riscontrata quando ho iniziato a studiare un po' a fondo le sue poesie, di scrivere poesie a più livelli, e c'è un livello sotto in cui lui ha come una visione sciamanica, un'intuizione su qualcosa. Vediamo il secondo video con degli estratti appunto dei versi del poeta Zanzotto. All'interno di quanto resta del bosco del Montello, perché è un luogo dove si sono scatenate battaglie in tanti secoli e in tante occasioni. Resta comunque prevalente il ricordo della prima guerra mondiale, che qui ebbe i suoi momenti più terribili forse per l'Italia, per una patria, diciamo, ecco. Rivolgersi agli ossari, non occorre biglietto. Rivolgersi ai cibi con il più disperato rispetto. Rivolgersi alle osterie dove elementi paradisiaci aspettano. Rivolgersi alle case dove l'infinitudine del desio, vedila ad ogni chiusa finestra, sta in affitto. Ecco, abbiamo visto un estratto della poesia di Zanzotto, quindi l'itinerario come si è svolto? Avete fatto diverse tappe lungo appunto i luoghi del Montello? Sì, alcuni che avevo selezionato. Qui siamo al Sacrario di Nervesa, prima abbiamo visto, si è nella presa 5 e Andrea legge un'altra poesia sempre sotto il tema Che sotto l'alta guida, riprendendo il bollettino della vittoria. Perché il concetto dell'alta guida è ecco, lo spiega chiaramente. Qua lui non vuole offendere le cosiddette alte guide, no? Dice chiaramente che sotto l'alta guida non vuole essere una presa in giro del re o d'altro, ma è la pura e semplice constatazione dell'assurdità
che spesso si rivela nella storia. Ora non si ricorda neanche più che c'è stato un re, che ci sono stati più di 600.000 morti e così via. Ecco, e a volte, come nella poesia precedente, le alte guide erano in realtà delle guide non troppo alte, perché hanno portato al macello persone innocenti. Nei versi della prima lettura, della prima poesia, anche questa intitolata Sotto l'alta guida, viene accusata l'erba di essere criminale proprio perché nasconde i crimini, per esempio le fucilazioni sommarie fatte dai comandanti. Abbiamo un terzo video che adesso vi manderemo in onda. Sulla tua riva sinistra mia madre partì sola, a destra combatteva mio padre ed io non ero. Fiume unico che segui tutta la mia vita, che mi leghi e coinvolgi ed ecciti e sconvolgi ogni mattino della vita, in questi giorni oscuri d'offensiva, vano forse non fu, forse fu santo, scendere coi fratelli ad arrossarti linfa senza fine. Lancio la pubblicità e torniamo subito con Roberto e Enzo e la Grande Guerra. Pubblicità. Bentornati, abbiamo sentito un estratto della poesia di Zanzotto. Roberto, qual è il significato di questa poesia? Dove vi trovavate in quel luogo? Qui siamo, intanto non è più Galateo in Bosco, ma le Nove Egloghe, e questa poesia si intitola Sul Piave nel 40° anniversario della battaglia del Solstizio. La località è Fontana del Buono, dove il 26 ottobre del 18 gli Arditi e la brigata Cuneo passarono il Piave e diciamo invasero il territorio, la sinistra Piave, il quartiere del Piave, Moriago della battaglia, Sernaglia della battaglia e così via. E il Piave in questo anno di occupazione, come io vorrei ricordare due versi detti da Andrea. Sulla tua riva sinistra mia madre patì sola, a destra combatteva mio padre ed io non ero. Ecco, è la sintesi della trasformazione del Piave da fiume, via di commerci, di traffici, di unione. Sì. Pensiamo alle zattere che facevano del Piave quasi un'odierna metropolitana, certo, di superficie, diventa separazione, divisione persino di famiglia. E adesso parliamo invece di un aneddoto altrettanto poco conosciuto, che è appunto relativo al 55° reggimento, di cui tra l'altro il padre del poeta Zanzotto ha fatto parte. A raccontarcelo è Enzo Raffaelli con il suo libro Quei fanti bianco-azzurri. Nella prefazione definisce il 55° un reggimento normale. Perché? Il reggimento normale perché intanto non ha la sua bandiera carica di medaglie come tanti reggimenti, anche se c'è subito da precisare che le medaglie si davano solamente quando l'azione riusciva. Se invece i soldati erano mandati praticamente allo sbaraglio, qua niente medaglia. E poi è un reggimento normale perché è uno dei reggimenti di fanteria. I fanti sono stati, per il 90%, erano tutti soldati, alla fine della guerra i fanti erano 2.900.000, i reggimenti erano 258 mi sembra che fossero, quindi i fanti sono quelli che hanno fatto la guerra veramente in trincea. Per quanto riguarda il 55, che io definisco normale, qua ricordo solamente alcuni dati. Un reggimento era composto da circa 3.800 soldati, circa. Sì. Bene, nel corso della guerra il 55 ha avuto 2.416 morti, 2.868 feriti e 769 dispersi, quindi quasi 7.000, quindi quasi due reggimenti persi.
Quindi è un reggimento che merita tutto il rispetto tra quelli normali. Appunto. E lei ha raccontato anche appunto la vicenda, la triste sciagura subita dal reggimento nel 1915. Ce la vuole raccontare? Dunque, intanto ha combattuto il 55 su tutti i fronti, era il reggimento di Treviso, quindi ben conosciuto e ben legato alla città, è rimasto a Treviso per 40 anni il reggimento, dal 1906 al 1941. Quindi un reggimento ben conosciuto, aveva la caserma in centro a Treviso, c'erano moltissimi trevigiani che facevano servizio nel 55. Quindi combatte prima qua in Cadore su Montepiana, poi viene spostato sul Carso e l'11 febbraio del 1916 viene spostato in Albania a protezione del porto di Valona, quindi rimane in Albania per circa 3 mesi e al ritorno, cioè rientra a giugno, in previsione della battaglia degli Altipiani, quindi l'8 giugno quindi viene imbarcato su un piroscafo, si chiamava il Principe Umberto, erano dei piroscafi civili, diciamo, presi a nodo dall'esercito oppure requisiti, e imbarcano su quella nave 2.540 fanti con 65 ufficiali più circa 200 uomini di equipaggio. Quella nave parte l'8 febbraio del 1916, salpa da Valona alle 19 circa. Dopo circa un'ora di navigazione, quindi aveva fatto 13-14 miglia, era ancora in rada all'uscita della rada di Valona, viene colpita da un siluro lanciato da un sommergibile austriaco. Il siluro colpisce la nave proprio nel centro dove sono le caldaie, esplodono le caldaie, in 7 minuti la nave affonda. Quindi praticamente erano le 20:55 quando viene colpita la nave, quindi era ancora quasi giorno, non ci fu niente da fare, fu effettivamente una strage. Morirono su quella nave, i morti furono 2.821 con 65 ufficiali e 2.540 erano infanti del 55. Si salvarono in tutto tra equipaggio e uomini imbarcati solamente in 895. Tra questi morti 576 erano trevigiani, tutti della marca trevigiana. E questo è il reggimento che ha registrato più vittime tra tutti i reggimenti? Alla fine del gioco, anche se questo reggimento è un reggimento normale, se andiamo a vedere, io mi sono riguardato le statistiche, è il reggimento che ha avuto più perdite di tutti in tutta la guerra. Tutti quelli più celebrati sono tutti dietro. Ma nessuna medaglia, perché anche questo fatto è singolare, nessuna medaglia. Perché l'episodio del Principe Umberto rimase praticamente sconosciuto, passò sotto censura, quindi nessuno disse niente di quella. C'è un comunicato che uscì il giorno dopo, il 9 di giugno del 16, dell'agenzia Stefani, che era l'agenzia governativa, il quale scrive queste parole, 4 righe sono, quindi faccio presto a leggerle. Ieri, verso il tramonto, 2 sommergibili nemici, era solo uno sommergibile per dire la verità, hanno attaccato un convoglio nel basso Adriatico, composto da 3 piroscafi trasportanti truppe e materiali e una squadriglia di cacciatorpediniere. I sommergibili, contrattaccati prontamente, riuscirono a lanciare i siluri, di cui uno colpì il Principe Umberto, che affondò in pochi minuti, nonostante i mezzi di salvataggio. Le perdite ancora non precisate si ritiene ammontino a circa metà degli uomini imbarcati. Quindi non dice né il nome del reggimento né quanti erano gli uomini imbarcati. Assolutamente vago. Diciamo. Vaghissimo. Solamente dopo un paio di mesi da Brindisi cominciarono ad arrivare i telegrammi alle famiglie dei morti e dei dispersi, perché alcune, cioè centinaia di salme furono riportate dal mare e poi furono recuperate in mare, mentre altre che probabilmente saranno rimaste a bordo della nave non furono mai recuperate e quindi furono giudicati dispersi, ma quindi sempre in previsione. Quel colonnello che comandava il reggimento, che era un piemontese, si chiamava Piano, che tutti ricordano, perché poi dopo ci fu un'inchiesta della Marina, tutti ricordano che si era dato da fare per salvare i soldati, non ebbe neanche un riconoscimento, niente. Quindi tutto passò qua sotto censura. C'è una sola frase che scrive Cadorna in un libro, scrive lettere alla figlia, mi sembra, oppure lettere familiari, non ricordo bene, che alla figlia dice: mentre rientravano dall'Albania sono state affondate la nave, poveri ragazzi, e basta. E tra questi, tra l'altro, una curiosità, c'era anche il nonno del presidente della provincia di Treviso, Muraro, il quale fu uno dei fortunati che riuscirono a salvarsi,
e dipinse due quadretti uguali, con naiffi, non so se avete modo di farli vedere, sono due quadretti in cui si vede questa nave che affonda e lui scrive, quindi era una specie di ex voto, diciamo così. Di memoria. E quando abbiamo fatto una mostra a Treviso nel 2008, una mostra proprio sui cimeli del 55, venne proprio il presidente Muraro e oltre al quadretto c'erano anche i pantaloni del nonno che furono recuperati in mare. Molti cimeli, ricordiamo che possono essere visitati al Museo della Terza Armata Adesso di sono tutti Padova. al Museo della Terza Armata perché erano a Treviso, sono rimasti a Treviso, ma evidentemente non c'era posto per esporli e allora sono finiti al Museo della Terza Armata. Sono molto interessanti perché ci sono anche degli oggetti, tante lettere recuperate in mare. E quindi ci sono tante cose. Quindi vale la pena fare una visita al museo. Vale la pena fare la visita al Museo della Terza Armata. Torniamo adesso a Roberto, perché tu sei stato protagonista di una vicenda, anche questa assolutamente sconosciuta, legata al cimitero di Follina, austro-ungarico. Raccontaci come hai scoperto questo cimitero e come l'hai riportato alla luce. Stavo facendo una ricerca affidatami dall'assessore al turismo e cultura dell'epoca del 2002-2003, Marzio Favero, assessore alla provincia di Treviso, sul giacimento culturale rappresentato dai siti della Grande Guerra nelle province di Vicenza, Belluno e Treviso. Eccessivo per categorie, quindi viali della rimembranza, cippi, trincee, caverne, anche i cimiteri militari. E sono venuto a sapere che a Follina, accanto al cimitero civile, c'era un cimitero militare molto grande al servizio del Feldspital 1505, allora istituto baccologico, poi attualmente casa di riposo vicino all'abbazia. Era un luogo, tutti ne sapevano l'esistenza, ma era dal 1970, quando c'era stata la dismissione con il recupero delle ultime 400 salme circa portate a Casteldante, al Sacrario di Casteldante di Rovereto, era stato trasformato in discarica, poi usato per feste degli alberi, così. Quindi tu l'hai trovato completamente... Sono andato lì, era pieno di rovi, il muro di cinta sbrecciato, si vedevano ancora i segni di alcune buche di sepolture e ho sentito come delle voci. Hai sentito delle voci? Sì, mi è capitato anche altre volte in altri episodi. E sono riuscito, con l'aiuto di ex dipendenti comunali, a trovare nell'archivio comunale la mappa del cimitero, un elenco, poi un altro elenco un po' diverso l'ho trovato dai padri. Insomma, questo cimitero aveva tenuto più di 900 caduti, dei quali oltre 500 con nome e cognome, grado e quant'altro. Di questi si sapeva dove erano andati a finire di circa 400, 450. Ho iniziato a dire, guardate che sotto c'è ancora qualcosa, anche perché in una parte di questo cimitero, quella più vicina al cimitero civile, sarebbe stata occupata per l'ampliamento del cimitero civile. Sono riuscito a coinvolgere... Raccontaci come si è conclusa quindi questa vicenda. Praticamente dopo i primi sondaggi abbiamo iniziato a tirar su resti di soldati, solo nella parte coinvolta dall'ampliamento del cimitero civile in tutto un'ottantina, fra il 2004 e il 2005, con l'aiuto degli alpini di Follina e di Valmareno e con l'aiuto soprattutto della Schwarzer-Kreuz e anche della Fondazione Cassamarca, che ha finanziato il progetto, soprattutto il Sacello, dove sono raccolte queste ottantina di cassette, progetto Sacello fatto dall'architetto professor Paolo Portoghesi. Quindi una vicenda con a lieto fine, perché tra l'altro si è tenuto il meeting della pace nell'anno 2013. Ringrazio ancora i nostri ospiti per queste bellissime vicende e vi do appuntamento alla prossima puntata di Veneto in Transizione.